Aumenta nuovamente la curva dei contagi da Covid, tutti i nuovi positivi sono colpiti dalla variante Omicron BA5 e a Padova c'è uno dei tassi più alti della regione. Nell'ultima settimana i positivi sono saliti del 51%, nelle ultime 24 ore del 73%. Sì, c'è da preoccuparsi, anche perché, diciamo, secondo me i numeri non sono esattamente quelli che si vedono, perché c'è la questione dei tamponi fai da te. Con tutta, come dire, la buona volontà e la fiducia che ho nella gente, non credo che proprio tutti siano stati così, come dire, ligi nel autodenunziare un'eventuale positività. Questa variante è molto infettiva e fa aumentare velocemente il contagio. È tutto da vedere poi cosa accadrà in autunno. Altro tema caldo è quello della carenza di medici di base. A maggio del 2021, un anno fa, erano circa 6.500 i padovani senza medico di famiglia. Oggi sono oltre 17.000, praticamente il triplo. Se ne esce solo con una nuova organizzazione, perché la situazione può solo peggiorare e la situazione è in continua evoluzione nel senso peggiore, perché continuano ad andare in pensione i medici e non ci sono fisicamente medici da sostituirli, per cui o immediatamente si ripensa ad un nuovo tipo di organizzazione o altrimenti non ci sono soluzioni. Più colpite sono le zone disagiate, i comuni più isolati, ad esempio quelli dei Colli Euganei. Le zone tipo quella dei colli abitate da persone anziane, persone con patologie e persone con difficoltà di movimento.